La nostra associazione è attiva dal 2013 ed è formata da soci tutti sensibili sia a quello che riguarda l'ambiente e la cultura e ultimamente, ovviamente in questi ultimi anni, quello che ci preoccupa di più è proprio l'ambiente, perché c'è un'aria molto inquinata, abbiamo problemi anche in zone di acqua inquinata e ultimamente poi vengono fatte molte industrie di carattere insalubre, diciamo così, e per la nostra zona, che è una zona prettamente agricola, non si confà, ecco, questo tipo di industria e si va ad aggiungere già a tutto il problema dell'inquinamento che sussiste. E perciò cerchiamo di sensibilizzare, di portare a conoscenza le persone che abitano in questa zona di questi problemi, perché molti non ne sono a conoscenza. È una serata che vede unite tantissimi comitati con cui in questi anni siamo in relazione e in contatto da nord a sud, perché queste tematiche di attenzione all'ambiente, alla salute e alle relazioni tra ambiente e salute sono condivise e portate avanti, e quindi abbiamo qui stasera anche presenti altri comitati dell'Emilia, del Veneto, a testimonianza dell'importanza di questo tema e più che altro della partecipazione dei cittadini alle scelte che si stanno compiendo. Rappresento ISDE, Medici per l'Ambiente, che è un'associazione che si occupa di problematiche ambientali in stretta relazione con la salute. Partecipo volentieri a questo convegno perché ritengo che sia nella zona ma anche in tutta la provincia di Mantova siamo arrivati ormai a un livello di saturazione per quanto riguarda le varie problematiche ambientali, e quindi bisognerebbe cominciare a pensare una strategia diversa e cominciare a togliere invece che continuare ad aggiungere. Mantova e provincia sono inserite, come tutti sappiamo, nella pianura padana, che già presenta delle problematiche ambientali molto importanti e che la caratterizzano come uno dei luoghi più inquinati al mondo. Quindi questa configura già una situazione di emergenza per quanto riguarda le micropolveri e non solo. E comunque già tutte le malattie ambientali sono state riconosciute dall'OMS come veramente incidenti nei confronti del resto delle malattie. Quindi è un messaggio importante e forte per mantenere la tutela della salute dei cittadini nel territorio mantovano. Se qualcuno ha bisogno di ritrasformare un investimento di denaro che viene da qualche parte in nuovo denaro liquido per altre attività, ha anche interesse a venderlo a buon prezzo. Questo lo si fa nella finanziarizzazione. È soltanto che il piccolo problema è che questo è un processo finanziario, non è un processo ambientale in cui devo garantire una miglior qualità possibile dell'ambiente e di gestione dei rifiuti. Uno dei problemi è che il nostro modo di operare a livello economico è quello di realizzare sistemi lineari. Mi spiego, vuol dire che preleviamo dall'ambiente materie prime, usiamo energia fossile in un processo produttivo, otteniamo un oggetto e il resto è rifiuti e inquinamento. In natura, per fortuna, non succede questo perché abbiamo un sistema circolare. Allora noi dobbiamo ripensare alla nostra economia rendendola circolare, che vuol dire che dobbiamo evitare di produrre rifiuti. Oggi si continua a ragionare di come smaltire i rifiuti, compresa la frazione solida dei rifiuti urbani, la frazione organica, ma invece dovremmo renderci conto che questo materiale è materiale importante da ripristinare per il suolo, per l'agricoltura. Il miglior modo è di fare una raccolta differenziata ben fatta, una normale fermentazione aerobica e recuperare tutta la materia che ripristina la fertilità del suolo. Quando invece si propone un impianto a biogas o a biometano si fa un'operazione sbagliata perché si spreca una parte della materia che diventa biogas o biometano, si brucia il biogas e il biometano e quindi si realizza ancora una volta una logica che aumenta l'inquinamento e aumenta anche l'impatto verso i cambiamenti climatici. Per questo io credo che in una zona come quella mantovana in genere e quella di Borgo Mantovano in particolare, dove in zona ci sono già moltissimi impianti
per la gestione della FORS non sia necessario realizzare un impianto di questo genere, casomai invece stimolare al massimo la possibilità a livello domestico o di quartiere di una raccolta per fare del compost a livello locale da usare senza nessun problema.